Suoni di Marca chiude con un più 30% di pubblico rispetto alla passata edizione che, tra artisti di fama nazionale ed estera, ha radunato un esercito di 350.000 persone. Tutto bene, verrebbe da dire, e invece no. Al gruppo di residenti intolleranti ed esasperati dalla musica, anzi pardon, dal rumore, così come l'hanno definito, e che si sono rivolti a un legale per tentare di far spostare di location la prossima edizione, risponde a distanza un altro legale, oltretutto residente proprio lungo i bastioni, cioè nel cuore dell'evento. Questo è un ritrovo, diciamo, dell'estate e quindi è un evento che richiama e che rallegra ed è anche molto partecipato. Quindi, per carità, con l'auspicio che sia sempre con proficuo miglioramento, questo sì, come tutte le cose ognuno deve rinunciare e quindi negoziando si trova il giusto equilibrio. E allora, visto il suggerimento del legale, Paolo Gatto, storico organizzatore della rassegna Che fa, va direttamente a casa di chi, abitando lungo i bastioni di San Marco, dovrebbe essere maggiormente infastidito dalla rassegna, come la signora Anna, che lascia davvero tutti sorpresi dalla risposta. È diventata un po' una tradizione. È diventata un po' una tradizione in questo periodo, tanto è vero che ho detto a Paolo, il prossimo anno fatela fino a Ferragosto. Diciamo la verità che il comune stesso alla fine ci ha dato la possibilità di avere queste mura e noi lo ringraziamo perché questo luogo, questa location è proprio ideale, per cui non ci interessano queste, chiamiamole, beghe di bottega. Gatto si sfoga anche in merito al concerto stoppato di uno degli ultimi gruppi musicali che ha chiuso il festival. Devono essere rispettate delle scalette musicali dove c'è un direttore di palco che dai tempi, quella sera c'erano 3 gruppi musicali, c'era l'headline che era Silvestri, quindi doveva godere lui dello spazio perché con la mezzanotte noi dobbiamo chiudere la musica. E il prossimo anno che succederà? Lasciamo che cadano queste chiamiamole piccolezze e che diamo spazio invece a un bellissimo risultato di questa manifestazione che davvero ci ha reso tanto contenti.